Maxi operazione antidroga dei carabinieri, stroncato un traffico di droga dalla Spagna diretto alle piazze del Veneto, le Merino giovani e giovanissimi, 20 arresti. La tragedia del veterinario bellunese, incornato e ucciso da un toro durante una visita nella stalla, lo shock di Ponte delle Alpi, l'incredulità dei proprietari della fattoria, forse l'animale voleva difendere vitellino e territorio. Sparito dalla biblioteca capitolare di Verona un volume del 1400 tra i più preziosi al mondo, il furto da record messo a segno in primavera. La bozza dell'autonomia del Veneto stasera potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri, l'annuncio del Ministro per gli Affari Regionali e per l'Autonomia, Erika Stefani. Arresto shock nel Vicentino, 65enne in carcere con l'accusa di aver violentato la nipotina 14enne e di aver filmato tutto con il cellulare. Nuova mattinata di passione in A4, un tamponamento tra due mezzi pesanti tra Portogruaro e San Stino provoca 11 km di coda verso Venezia. Hanno voluto rafforzare l'immunità di gregge per proteggere una compagna di classe immunodepressa, il gesto di 20 bambini che frequentano una classe elementare di Baone nel Padovano. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano la maxi operazione antidroga, l'operazione indoor dei carabinieri che hanno stroncato un vastissimo traffico di droga, per lo più marijuana e hashish, dalla Spagna, coinvolte quasi tutte le province del Veneto e questa mattina il blitz con 20 arresti ci racconta quanto sta accadendo ancora in queste ore la nostra Ilaria Marchiori in diretta telefonica. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove i carabinieri del nucleo investigativo dall'alba di questa mattina nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza hanno eseguito 20 misure cautelari personali, di cui 2 in Spagna e una in Austria, a carico di altrettanti soggetti italiani, moldavi, ucraini e albanesi, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di traffico di sostanze stupefacenti in concorso. Si tratta dell'operazione indoor iniziata nell'aprile 2017 e terminata nell'aprile 2018, dunque un intero anno di indagine che ha portato i carabinieri, con il supporto dei comandi provinciali ma anche della polizia spagnola, austriaca, di unità cinofile, di un elicottero, ma anche della polizia locale di Mira, a un sequestro complessivo di circa 1 milione di euro. Quello che ha voluto sottolineare proprio questa mattina il comandante Lunardo è che bisogna proprio attaccare il patrimonio, oltre naturalmente all'ingente quantitativo di stupefacente che in un anno si gira intorno ai 200 kg tra hashish e marijuana, è proprio puntare sul sequestro del patrimonio. L'attività investigativa ha consentito di acquisire elementi indiziari su questo gruppo criminale che era ben strutturato ed è dedito all'importazione dalla Spagna, perché sembra che proprio da lì la qualità fosse particolarmente elevata rispetto ad esempio all'Albania, di ingenti quantitativi di stupefacenti. Nel corso delle indagini sono stati intercettati alcuni carichi, con l'arresto tra l'altro in flagranza di reato di 8 persone e il sequestro di oltre 40 kg di droga, una Mercedes classe S con targa tedesca e anche denaro contante ritenuto provento appunto dell'attività di spaccio. Nel corso dell'edizione serale dei nostri telegiornali vi forniremo ulteriori dettagli sull'operazione. Tra l'altro dimenticavo di dire che un altro aspetto importantissimo è che tutto questo stupefacente era destinato ai giovanissimi e ai minorenni, soprattutto a quelli delle scuole superiori, dunque è stata un'altra un altro colpo alla criminalità e dunque allo spazio di stupefacenti nel territorio. Da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie a Ilaria Marchiori. Torniamo adesso a parlare della tragedia del 52enne veterinario di Ponte nelle Alpi ucciso, incornato e ucciso dal toro mentre stava eseguendo una visita in una fattoria, nella fattoria della Nuora Cet, frazione di Belluno. Il paese ovviamente è sotto shock, si cerca di capire cosa ha provocato questa reazione imbizzarrita e fatale dell'animale.
Una tragedia che appare ancora inspiegabile perché quel toro, come mostrano alcune fotografie, era un animale tranquillo al punto che si faceva avvicinare senza problemi anche dai bambini. I suoi proprietari raccontano che gli davano il cibo direttamente dalle mani senza paura. Eppure ieri è successo qualcosa che ha fatto imbizzarrire l'animale, che si è scagliato con violenza contro Paolo Casarin, 52 anni, originario di Venezia ma residente a Ponte nelle Alpi. Il veterinario conosceva bene quel toro di proprietà dei suoceri. Ieri si era recato proprio nella piccola azienda agricola, oltrepassato il recinto. A quel punto si è scatenata la furia dell'animale, che si è scagliato contro Casarin colpendolo all'addome più volte con le corna. Il toro ha scagliato il veterinario oltre il recinto. Nessuno in casa si è accorto di quello che stava accadendo. Quando sono usciti di casa i suoceri si sono trovati di fronte a una scena orribile, il corpo martoriato del genero ormai senza vita. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi insieme ai colleghi delle volanti intervenuti con i vigili del fuoco di Belluno. Cosa sia scattato nel toro ancora non si sa, forse ha percepito la presenza di Casarin come un'invasione del suo territorio, forse voleva difendere il vitellino appena nato. Certo è che fino a sera ha continuato ad essere imbizzarrito, inavvicinabile dagli operatori della polizia provinciale e anche dal veterinario chiamato per cercare un modo per calmarlo. Sotto shock i familiari e tutta la comunità di Ponte nelle Alpi, dove Casarin era molto conosciuto e apprezzato, non solo per la sua professione ma anche come persona di cuore e grande umanità. I carabinieri stanno effettuando accertamenti per stabilire alcuni aspetti legati alla morte di un boscaiolo, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri sera nei boschi sopra Sagron Mis, nel Trentino orientale. La vittima è Vitali Mardari, 28enne moldavo residente in provincia di Belluno. Il giovane, dai primi accertamenti, è deceduto dopo essere stato colpito alla testa da un tronco mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi nella zona. I carabinieri stanno verificando se il boscaiolo stesse lavorando per conto proprio oppure alle dipendenze di qualche ditta, e questo configurerebbe ovviamente un infortunio mortale sul lavoro. Adesso a Trieste con l'indagine shock della procura, un medico indagato per numerose morti sospette. 9 i casi di morti sospette su cui indaga la procura di Trieste, per i quali è sotto inchiesta un medico dell'ospedale di Cattinara, sospeso dalla professione con un'ordinanza del GIP in coordinamento con l'azienda sanitaria. L'accusa è pesante. Il medico, secondo la procura, avrebbe dato, per così dire, il colpo di grazia con un'iniezione ai 9 pazienti, per lo più anziani, soccorsi in casa con l'ambulanza del 118 per patologie di varia natura. Nelle siringhe sostanze tranquillanti come Propofol, Diazepam, Midazolam, che in pazienti anziani e fragili hanno con tutta probabilità provocato o quantomeno accelerato il decesso. Nel fascicolo il medico, che per l'inchiesta era già stato trasferito dal 118 a un altro reparto, risulta inquisito per omicidio volontario ma anche per falso in atto pubblico, poiché nelle schede di intervento non avrebbe riportato i farmaci somministrati ai pazienti. Ad accorgersi dell'uso sospetto di uno di questi farmaci, il Propofol, che ha un colore bianco latte che può saltare all'occhio, sarebbe stato un infermiere dell'equipaggio del 118 che a inizio anno ha soccorso un'anziana in una casa di cura cittadina per un malore. Alla donna, subito deceduta, il medico inquisito avrebbe iniettato il sedativo. Sul caso, che ha comprensibilmente destato grande scalpore, abbiamo sentito il dottor Walter Zalucar, per 15 anni a capo del 118, il quale mette nel mirino la questione dei controlli. Ma io posso ovviamente parlare per quando ero io direttore del 118, indubbiamente i controlli, almeno quella volta, erano sicuramente rigorosi, nel senso che noi controllavamo ogni giorno le schede di intervento, si controllavano anche tutto quello che riguarda il consumo di farmaci e soprattutto eravamo anche controllati noi stessi, nel senso che il 118, almeno fino al 2010, era certificato da TÜV Rheinländer con la certificazione ISO 9000, quindi diciamo ben poche cose potevano sfuggire. Un'altra indagine shock è quella che riguarda un pensionato vicentino di 65 anni arrestato dai carabinieri su ordine del giudice, ora in carcere a Verona. Era già da qualche tempo ai domiciliari perché è accusato di atti sessuali con la nipote di 14 anni. Nel corso dell'indagine però è emerso che il vicentino aveva avuto anche dei rapporti completi con la minorenne e che li avrebbe anche filmati con il suo telefonino. Acquisiti questi video terribili, gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto di aggravare la misura cautelare ed è stato accompagnato dietro le sbarre. Interrogato si è avvalso della facoltà di non rispondere.
A Verona adesso con un furto da record clamoroso, il furto di un libro di valore inestimabile risalente al 1400 che è stato sottratto alla Biblioteca Capitolare di Verona. È stato scoperto soltanto dopo alcuni mesi. Da tempo sono state avviate le indagini dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio. Il manoscritto era custodito assieme ad altri tesori nella Biblioteca Capitolare di Verona, che è di proprietà della diocesi appunto scaligera. Conserva 200 manoscritti, 245 incunaboli, 2500 cinquecentine, 2800 seicentine e altri 70.000 volumi. È una biblioteca aperta al pubblico per visite guidate ed eventi culturali che sono gestiti da una fondazione privata. Dunque i carabinieri del nucleo tutela patrimonio sono al lavoro da tempo dopo la scoperta di questo clamoroso furto di un manoscritto evidentemente dal valore inestimabile. Non rubava manoscritti, ma rubava nelle case, un ladro acrobata che è stato bloccato dai carabinieri a Piove di Sacco. Un ladro onnivoro e super efficiente, in grado di mettere a segno più colpi durante la stessa giornata. È stato aspettato e bloccato alla fermata di una corriera dai carabinieri di Piove di Sacco, un romeno quarantenne senza fissa dimora, ritenuto responsabile di almeno 7 furti e tentati furti commessi tra maggio e giugno tra la Bassa Padovana e il Piovese. Nei suoi passaggi aveva lasciato tracce. L'uomo, abilissimo a calarsi da porte e finestre stile Spider-Man e a scardinare le serrature, era stato più volte ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso agli inquirenti di individuarlo e arrestarlo. Ed ora l'autonomia del Veneto, perché la sfida lanciata dal Ministro per gli Affari Regionali e per l'Autonomia Erika Stefani è quello di presentarla questa sera in Consiglio dei Ministri, presentare la bozza in Consiglio dei Ministri. Oggi presenterà in Consiglio dei Ministri la bozza dell'intesa sull'autonomia. Parola di Erika Stefani. L'ora X dunque potrebbe essere arrivata dopo che proprio ieri il vice ministro Salvini aveva assicurato che entro l'autunno il dossier sarebbe arrivato in Consiglio dei Ministri. Sembra quindi che la ministra per gli affari regionali voglia accorciare i tempi cercando una risposta dai ministri pentastellati. A quel punto, visto che da mesi fanno muro di gomma, spiega Stefani, i colleghi del Movimento 5 Stelle dovranno dire perché bloccano la partita. L'intesa la deve fermare il Presidente Conte, diciamo che è un invito a dare il placet. Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiaro, l'autonomia si fa, dice il Ministro, e la Costituzione è ancora più chiara. Tutto l'ambiente e tutta l'istruzione possono essere trasferite alle regioni, anche se le regioni hanno voluto declinare queste competenze caso per caso. Poco tempo fa Erika Stefani aveva spiegato come l'iter si fosse arenato perché alcuni ministeri, non a guida leghista, aveva tenuto a precisare l'esponente del Carroccio, avevano richiesto degli approfondimenti. Devono fare una scelta politica, aggiunge la ministra, che poi conclude: lo dico ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle che sono i primi a parlare di consultazioni popolari. In Veneto e in Lombardia c'è stato un referendum partecipatissimo dall'esito chiarissimo. Sono sicura, continua la ministra, che i miei colleghi condivideranno. I tempi sono maturi. Ore 19:30 a Roma, Consiglio dei Ministri, per la partita dell'autonomia potrebbe essere il momento della verità. Torneremo tra poco a parlare delle fratture, delle frizioni tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma per parlare della Pedemontana. Prima però torniamo a dare uno sguardo alla questione della montagna devastata e alla tabella di marcia, il cronoprogramma della procedura commissariale dettata dal governatore e commissario all'emergenza maltempo Luca Zaia. Siamo pronti per partire con la struttura commissariale, che significa le nomine e i soggetti attuatori. Confermo che voglio nominare i sindaci soggetti attuatori. Dopo la nomina commissario straordinario per l'emergenza, il governatore Zaia indica la tabella di marcia per ricostruire quello che il maltempo di fine ottobre ha devastato. La vera sfida sono i boschi, ha rimarcato Zaia. Siamo specializzati nell'intervenire in situazioni di allagamento, smottamenti di frane, terremoto, ma sui boschi nessuno ha affrontato un tema come questo così complicato. Sono circa 10 milioni di metri cubi di legname. Sono una vicenda complicata che interessa sia la proprietà privata che il demanio pubblico. Ci stiamo lavorando, siamo in grado di recuperare strade, frane, luoghi allagati. Non abbiamo mai affrontato una foresta di 100.000 ettari senza alberi. Affronteremo anche questa nuova sfida. Dal governo, ha poi spiegato Zaia, arrivano 15 milioni dei 53 già stanziati, immagino già 50 milioni dei 200 che si stanzieranno. Poi entro 45 giorni dovremmo avere l'ordinanza di protezione civile ricognita
cognitoria con i danni e a fronte di questa ordinanza auspico che ci siano altri finanziamenti. Il Presidente è poi tornato sulla vicenda dei volontari del CAI impegnati a togliere dai sentieri che conducono ad alcuni rifugi gli alberi abbattuti dal vento e fermati dai carabinieri forestali per danno erariale. Il CAI è oggetto di un indebito arricchimento, cioè chi si arricchisce indebitamente è lo Stato che fruisce del lavoro gratuito dei volontari del CAI, quindi se c'è qualcuno che deve lamentarsi è il CAI che lavora gratis per il pubblico e qualcuno che dovrebbe ringraziare il pubblico dovrebbe ringraziare il CAI. Intanto il Touring Club italiano ha assegnato ad uno dei comuni simbolo della devastazione, Roccapietore, la bandiera arancione, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che pur messa pesantemente alla prova sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montana, riconquistando le condizioni di normalità, ha commentato Zaia. Nel frattempo buone notizie anche dalla giunta regionale. Abbiamo anche approvato il primo stanziamento per i rimborsi spese dei volontari della protezione civile e poi ne seguiranno altri perché stiamo entrando nella fase del post emergenza. Allora adesso dicevamo la Pedemontana, ieri sera a Ring nella parte conclusiva della trasmissione la bagarre soprattutto tra Lega e Movimento 5 Stelle che convivono in questo paradosso di essere alleati anche se sempre più litigiosi al governo ma in regione separati così diciamo tra maggioranza e opposizione. La questione del contendere è il tavolo tecnico che era stato chiesto dai pentastellati proprio sulla grande opera. Sentiamo allora l'estratto di Ring ieri sera. Quel famoso appello che lei fece qui qualche settimana fa, se lo ricorda, sulla Pedemontana, niente da fare. Come no, dovremmo andare a votarla in aula prossimamente, all'ordine del giorno la nostra proposta, possibilità di aprire un tavolo tecnico sulla Pedemontana. Cioè andate a votare in aula? Certo, la richiesta di apertura, ci hanno chiesto di farlo in maniera seria e concreta. Non si apre in maniera seria e concreta. Vede però com'è? Cioè, non si apre niente sulla Pedemontana, le opere strutturali, i guadagni blindati dei costruttori non devono essere toccati. Su questo punto mi trova il mio dissenso e in Regione ne troverà un altro ben più forte del mio. E purtroppo il dissenso del costruttore si vede che è più forte va fatta dei guadagni, perché con il cavallo si va solo alla domenica. Andate in giro col cavallo e col mulo alla domenica. Quando si deve lavorare bisogna avere le strade. La Pedemontana va fatta e va completata anche velocemente. Certo. C'è un problemino di fondo che a un certo punto non è più un project ma è diventato, terminone anche qua, un contratto di somministrazione, cioè l'azienda non rischia più niente, ogni anno gli si dà l'entrata certa, i pedaggi invece l'incerto rimane in regione. La strada, a me serve la strada. Allora tutto serve la strada. A me serve la strada, come al camionista serve la strada, voi siete ecologisti quando vi serve. No, segretario, state indebitando in maniera indescrivibile la regione del Veneto. Anche i passanti a Mestre non riusciranno nemmeno a mettere una però si paga da solo ed è la stessa cosa che succede sulla Pedemontana, si paga con il pedaggio. Peccato che il municipio era in capo, per me interessa che la strada ci sia, a me interessa che la strada, se poi si paga in 5 anni, mi dici con il pedaggio, è un altro problema. Il problema è che se invece pago di più la benzina perché devo fare il giro del mondo per portare la merce, lei capisce che anche quelli sono costi l'autostrada più e sono costi il doppio più cara di qualsiasi altra autostrada in Veneto al chilometro di pedaggio. Non volete il gas doppio, se la strada ci fosse sarebbe andiamo via con i patti. Lo scontro soprattutto tra Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Gian Antonio D'Arè della Lega. Intanto c'è già chi pensa a quando la Pedemontana sarà operativa e a un'opera importante, un progetto viario importante legato alla Pedemontana. Se ne è parlato ieri tra i vertici delle province di Treviso, Padova e Vicenza ed è stata la prima iniziativa del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, come guida dell'UPI Veneto, cioè delle province del Veneto. Una bretella che colleghi la superstrada Pedemontana Veneta alla statale del Santo, una strada essenziale per dare uno sbocco nord-sud al nastro d'asfalto che collegherà l'est a Villorba con l'ovest a Montebello. Il problema si presenta a Loria, dove è prevista l'uscita verso la Castellana e il Padovano, ma al momento solo su strade comunali, con prevedibili problemi di viabilità. La proposta che faremo alla Regione è quella di valutare l'opportunità di dare una priorità al prolungamento della 308
la statale del Santo, che oggi arriva a Castelfranco Veneto e che dovrebbe, a nostro modo di vedere, andare collegata alla Pedemontana in modo tale di dare alla Pedemontana uno sfogo nord-sud che oggi non c'è. Una proposta che è di fatto anche il primo provvedimento del presidente Marcon nella veste di rappresentante delle province venete. Una carica che lo allontana definitivamente dalla segreteria provinciale della Lega, anche se molti avevano visto in lui l'elemento di equilibrio tra le anime del carroccio trevigiano, ancora lontane da un accordo stabile dopo l'era Coin. Un incarico che Marcon ha accettato con la volontà di raggiungere soprattutto un obiettivo: riportare le province in una situazione di normalità, e come normalità intendo prima del 2014, nel senso che reputiamo sia doveroso ritornare a dare la parola ai cittadini per esprimere i propri rappresentanti in provincia e che le province siano dotate finanziariamente di quelle risorse che servono ad ottemperare alle funzioni fondamentali che sono state confermate. Dato sul fronte viabilità, un'altra mattinata di passione per gli automobilisti lungo la 4, un tamponamento tra un autocarro e un auto articolato tra i casali di Portoguaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia ha causato il formarsi di una fila di veicoli lunga 11 km. La concessionaria Autovie Venete ha precisato che gli incoronamenti si sono formati perché i veicoli scorrono soltanto lungo la corsia di sorpasso. L'incidente non ha fortunatamente causato feriti. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo dalla notizia che leggiamo sul sito del Corriere del Veneto online, è una ultima ora di una manifestazione di alcuni studenti universitari del collettivo LISC che hanno interrotto una lezione dei militari sulle forze dell'ordine a Cadolfin. Hanno occupato Cadolfin, lo vedete anche nella foto, e hanno interrotto questa lezione dove si parlava di forze dell'ordine con la scritta "fuori i militari dall'università". Questo è il blitz del collettivo degli studenti sulla lezione universitaria. Adesso invece la disavventura fortunatamente è finita bene per i tre alpinisti trevigiani che sono rimasti bloccati praticamente per più di 24 ore a meno 10 gradi nella zona di Tarvisio. Uno degli interventi più complessi e rischiosi degli ultimi 20 anni per la stazione di Cave del Predil. Così il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha definito l'intervento durato quasi 24 ore, portato a termine nel pomeriggio di ieri, che ha permesso di mettere in salvo 3 sci alpinisti, quarantenni, tutti trevigiani di Conegliano, Santa Lucia e Vittorio Veneto, rimasti bloccati domenica sulla cima Strugova a 2265 metri sulle Alpi Giulie, vicino al confine sloveno. A causa della neve e del buio i 3 amici non avevano più potuto continuare, a quel punto avevano allertato i soccorsi. La comitiva ha trascorso la notte a meno 10 gradi, restando continuamente in contatto con il soccorso alpino. Sono stati impegnati una trentina di tecnici. A causa del maltempo e le nubi basse è stato impossibile utilizzare l'elicottero della protezione civile. Un primo tentativo di salvataggio era stato fatto dal versante sloveno, ma da lì era stato impossibile. Poi, all'alba di ieri, è partito un team di 4 soccorritori che attraverso la cresta delle Ponze in 3 ore ha raggiunto il terzetto. Altre squadre hanno attrezzato la corda fissa per la discesa che ha richiesto oltre 5 ore. Alla fine i 3 trevigiani, in buone condizioni nonostante la brutta avventura, hanno potuto riabbracciare i familiari. Ha ricevuto il plauso pressoché generale il gesto di quei 20 bambini della scuola elementare di Baone nel Padovano che si sono vaccinati contro l'influenza per proteggere una loro compagna di classe immunodepressa. Età media 8 anni, braccio scoperto in rigorosa coda per uno per la piccola iniezione. Hanno scelto di diventare solidali a tutto tondo i bambini di una classe elementare di Baone che si sono sottoposti al vaccino contro l'influenza stagionale con le loro insegnanti e alcuni genitori. Lo hanno fatto per rafforzare l'immunità di gregge per una loro compagna immunodepressa che non può sottoporsi a vaccinazione ma che subirebbe gravi rischi in caso di malattia. Se nel gruppo di persone frequentate vi sono infatti alti livelli di copertura vaccinale, questa impedisce la circolazione di virus e batteri, proteggendo anche le persone che alla vaccinazione non possono essere sottoposte. Un gesto di alto valore simbolico, sottolinea il direttore generale dell'ULSS 6 Domenico Scibetta, che ai bambini e alle famiglie rivolge un grazie di cuore per questo atto di solidarietà, strumento di prevenzione e di equità.
E di salute parliamo fra pochissimo, ore 13, oggi è martedì, quindi è proprio il giorno dedicato alla salute, lo facciamo con Francesca Bozza e i suoi ospiti, si parlerà di patologie oculari, lo facciamo con i professori Giuseppe Scarpa, Giovanni Prosdocimo e Stefano Miorin, che sono primari dell'unità operativa oculistica rispettivamente di Treviso, Conegliano e Montebelluna. E poi 20:10 questa sera torneremo a parlare della montagna devastata e della corsa contro il tempo per la gestione dei tanti alberi abbattuti, la ricostruzione dei boschi e delle foreste. Lo faremo con un esperto, Emanuele Lingua dell'Università di Padova, uno dei massimi esperti di gestione proprio forestale delle foreste, per parlare degli alberi caduti e della rinascita dei boschi. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Residui fenomeni, ma prevale il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto non sarà da escludere qualche pioggia a carattere sparso al mattino, ma col passare delle ore sulla nostra regione sarà via via più asciutto e stabile, con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima freddo con temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese invece tra 6 e 8 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle precipitazioni nella prima parte della giornata. Poi migliorerà con tempo più asciutto e stabile su tutti i settori, ma con cielo molto nuvoloso. Temperature stazionarie fredde con minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime oscillanti invece tra 4 e 7 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione sarà una bella giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso, soprattutto nel pomeriggio. Al mattino invece non si esclude qualche piovasco. Clima freddo con temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.